Benvenuto a questo appuntamento nuovo culturale con Mamma Sardegna. Oggi è una puntata un po' speciale che queremos dare di spiritualità. La spiritualità in Mamma Sardegna è importante meda come argomento, ma queremos fare un viaggio diverso. Forse non l'avete mai fatto voi un viaggio di questo tipo. Da questo luogo, da Santa Maria di Betlemme, dalla biblioteca, del convento, noi ci partiamo a fare del monachesimo. Certo, non che bisogna essere francescani, ma prima del francescano bisogna sul benedettino. E infatti non che questa ancora la traccia antica della parte benedettina di Santa Maria di Betlemme. E il monachesimo in Sardegna è stato importante meda, fino a qualche secolo fa che è passato. O è spuro, vada ancora traccia del monachesimo. In Borutta bisogna solo benedettino, in Sabbazia. Finalmente in Olbia ancora questa un'esperienza monastica. E tanto entriamo a fare del monachesimo in Sardegna in questo viaggio, che abbiamo fatto, facendo forse del suo primo monaco, della prima figura, forse, ma forse è la più conosciuta in Sardegna, Fentomada, Meda, che è scusso di Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio de Sufuoco. Suo primo eremita, suo primo monaco, ne va da una paristoria in Alessandria, pure ne va da in Meda. Tutto conosciamo che ha fatto in sul deserto, che è stato tentato dal diavolo. E si immagina di Sant'Antonio de Sufuoco che in Sardegna su seghi e su deghessette de Ennalzo si fa che proprio la festa manna con su fogarone manno e bespuro la prima sera dessa scarazza posso carrasegare e dimoso che la gente viene proprio meda. E comunità, comitato spuro si pone a organizzare questa festa in onore a questo santo che in suo coro del suo saldo è davvero importante. Ma faddende del monachesimo non possiamo dimenticare che il monachesimo in Sardegna è fentomato, è nato pure in suo VI secolo, no? Ma nato da cose fino a Papa Gregorio Magno. E questo Papa importante pure per la Sardegna, di questa epistola, di questa lettera che manda su Monsignore fino a de Castello, no? È importante che fa di Benito da Norcia, che è il babbo del suo monachesimo moderno occidentale. Ma il monachesimo è pure il monachesimo orientale, della regola di Santo Basile Manno, dessa regola del monaco egiziano, de gudos dessa Palestina. E poi questo spuro hanno posto fatto a regola o hanno ispirato regola de Savranza de Giosso, de questa abbazia dell'Erin, oppure dessa montagna de su Giura. E dimo spuro che su monachesimo, che deriva dal suo termine monaco, omine solo, un uomo solo che il Deus, un uomo solo che si pone a sa sola e forse chissà se una dia magari vi resessi a conoscere davvero Deus. E isse su monaco te fagade crede che sul centro della vita sua è Gesù Cristo. Isse deve tornare a vivere come viviana sos apostolos della prima cristianità, de sos attos des apostolos, del suo Vangelo. E si idea pure de Benito. Benito scrive la regola sul VI secolo, circa. Ma bisogna tenere regola che hanno dato una traccia, un udrazzo alla regola di Santo Benito, che sono la regola del suo mastro, la regola Ferreoli, la regola adesso il babbo del deserto, no? Che sono sempre in Oriente, fino a
Basilemanno, come abbiamo detto prima, e fino a Cassiano e Vagrio Pontico. Tutto questo il mannoso hanno scritto meda e meda. Pure potremmo narrare una filosofia monastica, una patristica vinaventasa. E tanto che vedere come questo rapporto della regola in Sardegna, del logos della Sardegna, magari abbiamo forse solo questo del medioevo dell'anno 1100. Eppure in questo viaggio cominciamo a leggere questa regola, cominciamo a mandigare, come si narra in ambito monastico, e manighendela, noi forse comprendiamo qualche cosa in più. E con tutta l'umiltà di questa trasmissione, queremos fare solo un viaggio, un pari a voi, a baidare la bellezza dell'anima, del suo cuore e della preghiera, che è importante in Sardegna. Vi vidi un uomine che si chiamava da Antoni e fu ricco meda. Sa famiglia tenia da del rinoso, inari, servos. Ma isse non gli piaceva questa vita. Gli piaceva di stare con Dio e chilcare Cristos. E tanto, molto babbo e mamma, si candesi in sul deserto. India tutto. Caindi tutto su chi tenia da lasciato una pena di ricchezza materiale a Sasor. In sul deserto chi caia a Gesù per diventare monaco del suo deserto. Un uomo santo. Un uomo che dotto che caia e disse fuggia da suo mondo che il Cristos non le piace su mondo e su mondo non piace a chi è il Cristos. Antoni fu tentato dal suo demonio e demonio Olmeda e disse combattiada e vinchiada. E quando l'ultima volta ha vinto questa guerra, inchido contro su puzzolente, su demonio, tutto il mondo lo che caia, caisse Antoni, fu monaco del suo deserto. Su primo, che fino a sinnoche in Sardegna è sfentomato meda, è festeggiato, è schilcato, prodotto sul miracolo che ha fatto e ancora oggi sa gente che il miracolo da Sant'Antonio de suo fuoco. E siamo in questa chiesa antica, romanica, di Santo Larentu in Silanus. La bellezza di questa chiesa in noi è suo patrono, è Santo Larentu, come si dice in noi a fa cammie. Ma questa chiesa fu costruita, è stata costruita dai cistercenses, ordine monastico benedettino nascido in Bologna, in Francia, nascido dai cluniacenses. Ed è conosciuta forse più la figura di Santo Bernardo de Clairvaux, de Baddeggiara, come narramos noi in salto.
Questa chiesa nascita fabbricata in su 1550 fu di una grangia, il testo è una grangia. Una grangia è, dai suo nome francese fino a latino, come tutto un pare di un luogo come una masseria, ma fino a noi travagliaiano, e tanto non vi solo gli animali, l'allevamento dei animali, o dei polcos, o dei grabas, dei veghe, ma vi pure tutto coltivato. E fino a intro a questa grangia, che poteva essere di ettaros o acres, come si narra in suo tempo, vi pure sa cava de calchina in noghe in Silanus. E tanto la produzione pure di calchina fu importante intro a questa grangia, a questo luogo umano. E noi cistercensi non è che vi staiano ogni dia e vi viviano, però sul luogo fu importante meda, commente fu importante per i pellegrini, per il pellegrinaggio, che niana fino a dai Sindia, che Sindia vidi Santa Maria de Golte, s'abbazia cistercense, vidi s'abbazia Mama, no? Fu Mama di questo luogo, di questo monastero, di Santo Larentu, e tanto vi vidi per questo pellegrinaggio che andava da questo luogo fino alla diocesi di Ottana, Casilanus, come in questo luogo, fino intro alla diocesi di Ottana. E tanto come abbaidamus satera bellezza intro a questa chiesa della pittura e dell'arte puro monastica. Intro a Silanus, in Noghe, in Santo Larentu, bisogna pure questi affrescos, queste pitture, e queste pitture sono importanti per questo luogo e fino a queste pitture del muro di tutta la Saltigna. E tanto noi che diciamo battor scenas, battor logos pintados importantes, poi bindata un'altra che amo a baidare fra pago, e entriamo a vedere e te bada in noi. In sa prima noi che diciamo un piscamo, ma fino a esse Santo Blasio, su santo che faccia bene a Saula finalmente, no? Come in miracoloso. E questa è una pittura giara, sì del bene, de isse come è fatto su pastorale e fino a questa Sacra Scrittura e sul Vangelo. E sa seconda diciamo manna meda questa pittura di Santo Cristoforo. E Santo Cristoforo fidi proprio questo dessa leggenda che isse ha giunto in noghe a Palasa, no? Sopra a Palasa, a nostro Signore, per lo fare andare da una parte a l'altra di questo rio, come te narra sa leggenda antica di Santo Cristoforo. Ed è proprio in noghe, e lui dimos proprio come isse le ha da in mano, con questo fuste da una parte e poi in braccio al nostro Signore, e intro a sabato su rio, e noi bappischese, fino a qualche altro animaleddo de su rio. Ma è importante meda, e forse de gusta amos qualche, come te narrare, cosa simile in Nord Italia. In sattera i scenasa, e sadelza i scenasa, i dimus su padrono dessa regola, Santo Benito. Può tornare appunto per narrare dessa regola di Santo Benito da Norza. E in noghe è raffigurato con su bastone del suo pastorale, come che sia da proprio un abbatte. Infatti vidi può narrare s'abbatte per eccellenza del suo monachesimo benedettino e sa regola in mano, sa regola di Santo Benito. Questa è importante meda, che forse non viene da meda di rappresentazione di Santo Benito. In tutto può narrare sul mondo della pittura, solo forse in sul resto dell'Italia bindata come a esse. E torniamo a questa regola, può far dare ancora una pena dei cistercensi, che nascono dai cluniacensi, esattera congregazione, può tornare una congregazione importante, può tornare a ite a questa regola di Santo Benedetto come vidi proprio a sincumenzo dessa vita del suo monachesimo benedettino, e tanto tornare al suo travaglio e tornare pure a sua orazione. Invece sono cluniacensi facciano solo sua orazione, che è sul travaglio.
E andiamo appunto a Sattera, in scena pintata e non in su muro di Santo Larinto. E noi abbiamo una scena, si vede quasi bene, un frailalzo che è proprio tribagliando in su ferro, no? Che bada proprio, sono scudinde su ferro, e non che bada un'altra figura che ancora è oggetto, come si narra, dei studio, e forse questo è un piccolo, magari, come ti vedi, no? Che sul logo di questa grangia, no? E noi bivini pure questa bottega, no? Dei suoi mestieri. E questa è la bellezza di questa pittura murata di Silanus in Santo Larinto. E come andiamo all'ultima scena pintata fra poco. E siamo in Sattera scena della pittura murata in Noghe in Santo Larinto. E come ti vi viene prima, e non che vada un'altra figura importante, che forse è Nostra Signora, che forse un parasangelo e nende forse dell'annunciazione della nascita del nostro Signore. E diamo questa figura in maniera di orazione. E tanto è importante meta che fa che comprendere pure e finamente della devozione mariana che vi vede in suo mondo benedettino. Ammentiamo che in suo mondo benedettino la figura della Nostra Signora è importante meta. E vi vede infine la dedicazione del suo monastero e delle abbazie. E tanto questa è importante e la diamo in noi. Questa pure mi manda non manda a noi la figura dell'altra pittura murata del suo Batolchentor pure in Nord Italia, in questa zona di Trento e di Pordenone, che forse lamenta da un uvago. Se il tuo è che noi, la bellezza della pittura e del suo monachesimo, del suo luogo in Silanus, è una cosa importante per tutta la Sardegna. E siamo in Silanus, in Santa Sarbana, e dimos la chiesa antica cistercense questa pure. E sono uraghe da esatterala de sa chiesa. Ma questo luogo è meda importante per la civiltà di Nuragica e fino a questa chiesa che come entriamo, una chiesa a rughe greca, come si narra. E certo è stata tornata costruita e tornata fatta, ma è antica meta e siamo forse in epoca alto medievale, forse bizantina, ma da poi sono cistercensi che no che viene in quest'area tutto e tutta manna e ammentiamo, come abbiamo nato prima della cava di Calchina, isso no che in questa grangia tenivano pure questa chiesa, ma ponite fatta a me, entriamo in chiesa. A intro, in sa chiesa, vada in fondo un'abside e in centro il manno, il besaltare maggiore, che è il fatto semplicemente. Ma da poi a un'ala e a un'altra ala bisogna usare il duoso, che sono un poco più spiccoccoso. Ma tutto questa abside tiene una finestretta in centro, particolarmente in cui del suo centro e de manca ha una finestretta che si chiama da monoforata. E invece a destra vada una finestretta rettangolare. A manca a fondo la monofora ad un'ala, pighende ad abbaidare sopra la conca, abbaidende sopra vada questa bella serrata dessa chiesa, che è proprio tipica dessa parte romanica, di come si facevano le chiese una volta. Ed è tutto in calcare bianco. E sul romanico, questo bellissimo modo di fregare la chiesa è tipico di questo periodo, di quando Santa Sarbana fidi posta a noi.
Su culto religioso, no che in questa chiesa è po' Santa Sarbana. Ed è una cosa antica, meta antica, degando su cristianesimo fi cominciato. E degando in questo tempo sa Sardegna fiti legata a Roma, ma fiti legata pure dal suo punto di vista religioso a Bisanzio. Quando vi finì sul bizantino, ancora questa chiesa fiti importante e forse abitata, forse trattata da altri monaci, mancari forse che siano basilianos, orientales. Questa chiesa chieste a fora de Saida de Silanus, a faccasi stradone chi giughete a Macomer, tenete uno colpo piccocco di vesciu da altra sa scheggia romanica de sa Sardegna. A ruga greca e bada pure questo colore, un pago nieddo e un pago bianco. Su nieddo ed è su basalto che hanno alleato del suo complesso nuragico che veste a facca. Dai suo nuraghe, ma forse pure dai satera parte di questa antica architettura. Sa parte bianca de sa chiesa è in calcare e data questo effetto particolare architettonico tipico di questa parte della Sardegna, come altre spalte della Sardegna, finamente cudal de Saramonte, cudal de Piaghe e cudal un poco più su fentomata che sono della Calza e de Sorres. A facca a saccheggia bada sa traccia antica de su nuraghe sempre de Santa Sabina o de Santa Sarbana, come narrano in noghe in Silanus. E più su avvicino va pure tumbal de Zigantes e va pure su butto sacro, antico. Tutta questa zona, questo territorio, tiene una spiritualità importante e questa chiesa di Santa Sarbana sta sul centro di questa spiritualità cristiana, con un aumento del suo monachesimo, dei suoi cistercenses, di Santo Bernardo de Battegiara e della regola di Santo Benito. E inoghe in Santo Michele de Plaiano, in questo luogo di antichità, di spiritualità, sol monacos fino a Camaldolesos e fin pure Vallombrosanos. Questo luogo vicino ai Tattari è stato importante meta per la spiritualità, per l'economia, per la storia, l'architettura del suo monachesimo benedettino. Ma tornando a fare questa regola di Santo Benito, possiamo narrare che, tornando al VI secolo, a suo tempo di Benito non si va da ia de Camaldolesos, non si va da ia de Vallombrosanos, de Basilianos, de Agostinianos. Tutto questo ordine che bisogna oggi e che conosciamo, fino a Soi Cistercenses, per esempio, non bivini. A suo tempo di Benito non si va da ia di questa distinzione. Uno diventa monaco che queria porre fatto a Cristo, queria fare come i suoi apostoli della prima apostolata, della prima
torrada de su primo momento de sos attos de su Vangelo ue vivi puru Santu Paolo con issos, su apostolo nou. E tanto idimus puru che isse benedetto, quando faedda in sa regola, trattas puru sa scrittura sacra, trattas puru su Vangelo, bisogna riferimento al medas a questa gente, a Guddol Babbos che hanno scritto come Girolamo, come Origene, che tu può narrare, e Basilo Manno, ma bindata, che narra tanto che sa regola è scritta per qualcuno che a sa sola e da poi in comunità si chiede vestire di questo abito, di questa este, niedda de sul benedettino nieddos e poi bianca de sul camaldolesos e de altra maniera come te so cistercenses che tenen pure un colore nieddo da innanti può si distinguere tra i soro e tra issos e che renare tanto che uno che diventare monaco po Deus, po Christos come te naraiada in sa regola ascolta o figlio leddo meo sa paraula de suo maestro. Ed è gustaba che noi in saldo naramusabba, ma abbas, babbu, è un'altra parola che finalmente sa in latino la ciappamus, sabbatte, cioè su principale, su mere de su monastero, de sabbazia. E questa parola, questo omine, questo padrono, in sa regola de Santo Benedetto, fi fentomato meda, devia da trattare, tenere particolarità. E tanto isse Benedetto non deve da meda, e naras pure che isse pure però mancare comandende, nende, a sol monaco dite devian fare, isse pure devia essere come Christos. Difatti, sa figura principale su mastro dedotto su Deus es Christos e sabbatte mancare isse come fare no, a modo, a maniera di Christos come modello isse devia da proprio isse devia da trattare sul monaco con grande amore, con grande stima e devia controllare tutto e sabbatte pure però devia da tenere e ricevere qualche cosa di obbedienza da sul monaco. Plaiano fidi un luogo di spiritualità di una idda piccocchedda. Da poi fidi però diventata una abbazia manna de soldine benedettino de Vallombrosa in Noghe in Sardegna. Da poi però fidi abbandonato, dimenticato e m'hanno fatto finalmente a un deposito e un'istalla. Prima dessa scoperta, dessa torrada a sa funzione religiosa. Sa chiesa di Santo Micheli o Santo Miali de Plaiano este avvicino a Tattari, 10 chilometros finalmente. In si strada che giugede a Platamona, a si spiaggia e a sul bello de mare. In Noghe in Plaiano, in epoca giudicale, in cuda edade, baiada su piccoccheddo villaggio, questa idda minoredda, chiamata Plaiano e tutto. Si storia de saccheggia è de su 1082, quando su giudice de Torres Mariano I ha dato questa terra e questo titolo a sopra de Santa Maria e Pisa. Da poi de qualche anno questo luogo l'han leato sul monaco, sempre benedettino, camaldoleses però, de Santo Zeno, che della pesaiana e dell'ampesada ad abbazia. Ma a suo tempo de sul Vallombrosano, chi in Noghe in Santo Miale forse, fidi
su periodo più bello, più manno, più potente di questo luogo di Santumiale de Plaiano. E non che baiana terra almeda, baiana binzasa, baiana selvidorese, e bivin puro attero batto logoso, che già o monastereddoso, vincoccoso, direttamente sutta a sa autoridade de Santo Michele de Plaiano. Ma da poi, andende a innanti, su periodo de su secolo battultichi, forse da poi de qualche guerra, forse carestia, e forse casa gente de questa idda si che è andata, e tanto questo luogo piano piano ha perduto questo splendore, ha perduto questo momento di quella sprendasa culturale che tenia da seculoso e seculoso. Ascolta, figlio mio, su che ti impara su maestro, a bere s'origgia de su cordou, e pure su consiglio de su babbo ono, e impignati un coraggio andelor fagere. Quando tu lo fagere e sei obbediente, potesti tornare a isso, a Deus, quando ti che vi has andato, andende che in sa mandronia, dessa disobbedienza. A tie, duncasa, questa parola mia, sia che sia due, che andende dicche da sa volontà di tua, poi servire Christos, su Signore, su Re di abbero. Tu deppas essere forte, glorioso con sas armas de subbedienza. E questo, su primo passo, de sa regola de Santo Benedetto. Esse comincia a narrare a ascolta. Questa paraulas la narraia fino a orsieri, uno babbo de sa spiritualidade cristiana, monastica puro. Esse narraia puro orsiesi a ascolta Israele, e tanto a mente a noi storrada, fino a sa regola de Santo Benedetto, sa preghiera ebraica de su Shema Israel. Tanto Benedetto e te che narrare che in Oriente, commente in Occidente, in noghe si può essere monacos, uomini solo po Deus. Benedetto, su Santo de Norcia, creiada in tutto questo. Prima di tutto, tu devi amare su Signore Deus, un tutto su coro, un tutta s'anima, un tutta sa sforzas tuas. E da poi finamentas e duncas amare un attimo come te amas tue, a tie. Da poi non bocchire, non fagere traidura, non furas, in più su non è da su falso. Deppes onorare tutti os uomines e deppes allontanare tutto dai a tie, proprio ne fatto a Christos,
E tanto benedetto in questo capitolo che non vuole narrare a noi di questa maniera di si che ponere a fare cosa onasa. Ed è una specie di calogo può narrare, ed è una specie di comandamento per tutto il monaco. E noi se nos ammentiamo che la regola di benedetto nasce in un momento storico, sul VI secolo, da poi di Cristo, che ormai vive da regola già dai Oriente fino in Occidente. E infatti possiamo narrare che la regola di benedetto è de battos paltes, può narrare. Una parte le ha praticamente dotta dalla regola del suo maestro, due partes sono un poco influenzate dalla regola del suo maestro. E una parte, la quarta parte di questa regola invece non conosce nulla proprio della regola del maestro. Dessa regola del maestro fatta da questo monaco romano, che narraia in sal montagna francese, al de Suggiura, ed è importante meda. Ma ancora non che si intende, decide una traccia di Basile, Manno, su santo, e se tutto ha fatto regola in Oriente, ma fino a sol babbo il manno del deserto egiziano. E non dimentichiamo pure noi, e non delugheremo dimenticare, Santo Cassiano, un altro manno monaco fentomato da Benedetto in sa regola. Nara Benedetto in sa regola sua, faghimus so chi nara da su profeta. Ha ponato sopra su modo di fare il mio non devo peccare, manco questa limba. Ha proposto un freno a sauca mia. Mi sono cagliato, mi sono umiliato e ha evitato di fare dare sopra cosa onasa. Gai nara su profeta e non mostrata che quando sta una cosa ona, po' amore del suo silenzio, de si che cagliare finalmente al de cosa ona. Tanto più su casi devimus cagliare tutto de sol malos diccioso per evitare la pena del suo peccato. E tanto Benedetto te che narrare in questo passaggio della regola che bisogna di stare in silenzio. In sul monastero, in abbazia, su silenzio è una cosa importante. Su silenzio è solo per questa umilità di oro. Su umilità in sa regola è una cosa che Benedetto tratta a me, non fa edda. Lei ha pure qualche ammento, qualche dicio, qualche filosofia può narrare goi da Santo Basilio, da Cassiano, un altro santo manno, ma finalmente da sol babbo francese, dell'Erin, un'altra abbazia fentomata meta. E tanto i dimus pure che l'umilità è una condizione dove il monaco deve imparare a bistare, a camminare in coro, in s'anima, gai naraia, Benedetto, dai Norcia. Noi abbiamo scritto questa regola capuite, abbaidendela, leendela, introso, a sul monastero, il nostro, forse diamo una qualche serietà di costume, di modo di fare, o a su manco qualche passo su questa strada della conversione. Ma chi si chiede pone fatto impresse, può andare alla perfezione della vita monastica, bisogna finalmente a che imparano, Santo il Padre, che questo insegnamento posto in pratica ti che giugane a sa santità. E tanto Benedetto e te che narrare in questo passaggio, e forse è proprio questo che su monachesimo occidentale, no, che fino in Sardegna si è esposto a fare
differenza dell'Oriente, issos in no che hanno fatto i costumi per il tempo del noghe, no? Del suo fritto, del suo caldo. In Francia pure qualche cosa cambiaia da suo modo di suo vestire, no? Proprio, e del suo manico, finamente, di manigare, cambiaia da luogo a luogo. In noghe in Salvennor, in Santu Miali de Salvennor, in Piaghe, vi vidi questa abbazia de Vallombrosano, siamo su 1100 può dare una data. E questo Vallombrosano viene da Firenze, veniano da Firenze, benedettino, lei è una regola di Santo Benedetto, con qualche riforma di questo tempo, con qualche cosa della fagere un poco più intimamente entro l'abbazia o sul monastero, un poco come faghiana e hanno fatto i camaldolesi e un poco pure come hanno fatto i cistercensi. E tanto in sa regola, per questo puro, per la vita di un uomo, Santo Benedetto, raccontata da Gregorio Manno, raccontata per noi e per la Sardegna pure. Ha servito come la spiritualità del suo monachesimo è importante. Fino in Sardegna è stato molto importante. Ora legge et labora, naraiana in latino. E si narra oe puro goe in sa regola de Santo Benedetto. Prega, studia e travaglia. Pregare, studiare e travagliare sono tre personas culturales per la vita del monaco, sul benedettino. Che narra che queste tre cose fanno l'orario del suo monaco entro al suo monastero o abbazia. Ammentiamo che si narra da cenobitismo e eremitismo e qualche regola fa che finalmente adottare due queste spalte, come sono i camaldolesi, che noi in Sardegna sono stati molto importanti, finalmente senza calza. E Romualdo, suo babbo, manno di questa riforma, narramo il goe dei suoi camaldolesi, ha posto finalmente a queste due identità monastica del suo eremitismo a sola e in più l'identità del suo cenobitismo. Il cenobitismo impara a tutto, in questa comunità. Altre regole, altro il modo di vivere questa regola, bisogna, come sul Vallombrosano, se l'ha morbido pure in questo viaggio, ma ha morbido finalmente su cistercensi, e questa riforma, questa spuro di Santo Bernardo di Baddeggiara. Da Francia è benito, da Francia ha fatto nuovo su monastero, s'abbazia, ha fatto tornare come vi prima la regola. Tanto che narra che questa gente, questo santo, questo dottore de saccheggia, schian de abbero che le vidi sa raighina del suo monachesimo, come vidi finalmente in Sardegna, una raighina legata a Nostra Signora certamente, a suo santo finalmente, ma soprattutto a Cristo, Gesù, su ispiratore di tutto. Tutto chi torna da esse può tornare fino a Dio. E un'altra volta continuiamo ad abbaidare questo viaggio, a lo fare un pare in sa regola di Santo Benedetto da Norcia. Tornate bocche a un'altra volta con Mamma Sardegna.